giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e in me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui. Gli ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute ed io inchiodato a te. Tutto ancora più di tutto per cercare di scappare. Ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farmi male. Perché quando tu stai negando non sai mai, oh mai, se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù nel mare. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri, mi dici tu chi ti perdonerà Di esserti dimenticato ieri, quando bastava stringersi di più. parlare un po', Parlare un po', parlare un po'. parlare un po'. Buonasera e benvenuti. Amore, e proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Sì! Buonasera. Ciao! Buonasera e benvenuti, benvenuti a casa mia, benvenuti a casa Peiretti. Ciao Roberto. Ciao Enrico! E ciao Valentina Branca. Buonasera, ragazzi, Aspetta ciao. Roberto che sei fuori quadratura, ti rimetto, altrimenti sei Eccoli là. sparito. Guardali lì. Anche solo a metà va bene lo stesso. dai. Questa sera sarà una puntata speciale di Casa Peiretti. Perché? Perché è il compleanno della nostra Valentina! Pensate, questa cosa succede una volta all'anno. Pensa un po'. E per me tutti gli anni il 24 febbraio, tra Ma l'altro. guarda che caso, cioè È un su caso. 365 giorni proprio quello Il 24, sempre. sempre. E allora benvenuti amici a casa alla nostra grande festa. Pronti? Con noi. Auguri! Stanotte sto riabbracciando
e me stesso un po'. Mi stavo dimenticando che grande famiglia ho, e c'è chi non credevo amico e invece sbagliavo io. La vita ti tiene in gioco, attenti a non dirci addio, ma salvarsi la pelle costa, c'è bisogno di tutti noi, perché la nostra grande festa possa non finire mai. Tanti auguri di un eterno batticuore, e che quel che sembra amore poi lo sia. Siamo tutti sponde nello stesso mare e strumenti della stessa sinfonia. Con noi! Vai Roby! Stanotte che il cuore in onda, quest'onda ci porterà da chi ancora sta aspettando le rose di un anno fa. Valle a chiedere scusa e basta, in un mondo più no che sì, perché la nostra grande festa possa non finire qui. Con noi! Tanti auguri di un eterno batticuore, e che quel che sembra amore poi lo sia. Siamo nati nello stesso temporale, le parole della stessa poesia. Come fa? Stanotte da queste parti mi manchi e non vorrei, volevo dimenticarti e c'ero riuscito ormai, invece tu ci sei. Questo è un brano che ha voluto follemente Valentina, perché tanti auguri di un eterno batticuore. Ma quanto è bella questa frase. Che sembra amore, poi lo sia. Sì, ma è bellissimo, è perché bellissimo. il batticuore fa battere, fa vivere. Fa vibrare di più le corde dell'anima. Ah no, pensavo che se il cuore non batte... Cosa? Cioè se il cuore non batte, se il cuore batte, no, dico, però il batticuore fa vibrare di più le corde dell'anima. Certo. Come fa vibrare di più le emozioni e i brividi è il nostro giochino. Già. Il nostro giochino partito ieri. Regia, mi fai vedere la grafica del nostro giochino? Vai Alberto in regia, vai adesso, davanti.
Addirittura che esplode. Chi lo sa chi potrà urlare vittoria e portarsi a casa la nostra Mystery Box. Come fare? È semplicissimo, basta telefonare al 378 4080 506 e provare di indovinare le prime 3 posizioni del Festival di Sanremo di quest'anno, in ordine terzo, secondo, primo o primo, secondo, terzo. L'importante è che siano fedeli a ciò che Carlo Conti dirà sabato sera, quasi domenica mattina, perché di solito lo portano lontanissimo. Risponderemo al telefono subito dopo la prossima canzone. La prossima canzone do la linea a Valentina perché devi parlare tu. Sì, allora il brano che andrò a cantare è un brano molto bello che amo tantissimo e siccome voglio raccontare un po' della mia vita a casa, diciamo così, il 2026 ha cambiato un po' tutta la mia vita, si è capovolta, si è modificata, migliorata, chi lo sa. Ci sono tantissime persone che mi stanno aiutando e che mi vogliono bene, io voglio un mondo di bene a loro e quindi voglio dedicare a tutti loro questa canzone che si intitola Davanti agli occhi miei. Ci son cose che il cuore non scorderà mai, storie che fan parte di noi, emozioni più forti del tempo che va, che nessuno ci toglierà. E senti la voce di chi non c'è, senti che cammina
che emozione, Perché che Peiretti emozione immensa. adesso davanti agli occhi miei e nella mia vita c'è tutto quello che ho sempre desiderato. Wow! Bene, ma Bene, sono contento. ottimo. Roberto, ci sei? Ciao Roberto, adesso andiamo a rispondere al telefono. E visto che siamo molto tecnologici, so già che quando chiama Sì. il telespettatore Sì. devo prendere gli appunti. Oh ragazzi, c'è un Vediamo. quaderno a righe di terza. Esatto, ve lo dico. terza elementare. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Ciao, sono Domenico da Castiglione Torinese. Aspetta, allora il mio amico Domenico Mizzica da Castiglione Prima- Torinese. Prima di tutto auguri a Valentina. Grazie Domenico, grazie mille. Buon compleanno. Grazie. E di a- cuore. Bravissima. Sì, confermo mio caro Domenico, nel frattempo io mi sono già segnato il tuo numero, non mi resta nient'altro che augurarti buona fortuna e andare a capire, Grazie. secondo te, chi arriva terzo quest'anno. Vai. Fulminacci. Terzo Fulminacci, in seconda posizione per il nostro amico Domenico c'è Levante. Levante e in prima posizione, secondo te chi vince il festival? Fedez e Masini. Wow, sarei contentissimo io. Bravo, Fedez Domenico. Masini. E quindi grazie, chi lo sa se hai vinto la nostra super mystery box, lo scopriremo sabato notte insieme. Grazie Domenico. Grazie a voi, ancora auguri. Ciao, Buona Domenico. serata. Un abbraccio, grazie Domenico. Ciao. Ciao. E se anche voi avete a casa un'idea, e se non avete l'idea, sparate a caso. Adesso vi facciamo vedere a monitor tutti i partecipanti di quest'anno. Vai regia, fammi vedere i partecipanti di quest'anno, che sono questi. Quindi Tommano Parasito, Chiello, Brancale, Fulminacci, Dito, Nella, Piaga, Raff, Luca, Malicaiani. Cioè ragazzi, prendete tre nomi a caso e provateci. Ok, grazie regia, torna in onda. Nel frattempo poi possono anche cercare su internet, ok, la lista. Andiamo a rispondere al telefono. Pronto? Chi sei, da dove? Pronto? Ah, la zia Marta. La zia Marta ci mancava. Ma l'aveva detto ieri che voleva dire due cose sul festival. Pronto, zia? Ma certo, anche se non è ancora iniziato, quindi non è che possa dire grandi cose, ma innanzitutto faccio anche io gli auguri a Valentina. Grazie zia, grazie mille. Poi, lo sa che l'ho salvato da uno scandalo? Lei ha salvato a me da uno scandalo? Impossibile. Io sono la persona più pulita e onesta sulla faccia del pianeta, quindi è impossibile, è impossibile. Allora le spiego, siccome non so se ha seguito o se segue anche un pochino Fiorello. Sì, certo. La pennicanza, certo. Allora, Fiorello, praticamente cosa è successo? Anche lui si è un pochino dedicato a Bruttissimo. Sì, no, beh, Fiorello ha fatto anche lui l'imitazione di Corona dopo di noi, quindi ce l'ha. Vabbè, ma era anche facile da imitare Corona, in questi giorni è facile da imitare. Dica veloce perché ho tanta cosa da fare. Ecco, praticamente cosa è successo? Avrei mandato una foto, noi ieri sera abbiamo mandato una foto di Alf. Esatto, sì, una foto di Alf. Ecco, in realtà Fiorello stava per dire una cosa su di lei che anch'io sapevo, ma ho tenuta segreta, Su di me? che praticamente lei quando si ingrifa, presente, no? Quando si ingrifa, Cosa ne sa? assume le sembianze di Alf, Ma non è vero. Ma stiamo diventa uguale a Alf, ma sì, innanzitutto lei come fa a sapere io quando mi ingrifo? Vabbè, comunque. perché io ho le mie telecamere nascoste. Ascolti, con chi lo guarderà Sanremo? Con Irma? Allora, tutti in piedi sul divano, io, Brinetta e Stella. E Irma. Va bene, grazie zia Marta, domani sera ne sapremo di più, vediamo le prime impressioni Ok. della zia. Arrivederci, grazie, buona serata. Faccia attenzione lei quando si ingrifa, Ma faccia non- attenzione. Ma cosa, ma cosa ridi tu? No, il fatto è quando ti ingrifi. Ma- Cioè, la ma domanda sono è quando. Ma sono 2 anni che non mi ingrifo. Quindi andiamo a rispondere al telefono. Pronto, chi sei e da dove? Ce l'ho fatta anche Sì. stasera. Buonasera. Sono Andrea di Borgo Masino. Buonasera Andrea, quindi siamo qui per prendere gli appunti. Terza posizione per Andrea. Ovviamente augurissimi a Valentina, saluti a tutti i tuoi ospiti. Grazie. Grazie. Forza, terza posizione. Allora, terza posizione, Saif, Saif. Seconda posizione. Serena Brancale, Serena, non Bancale, ho sbagliato. Brancale, sì. ma anche Bancale va Va bene. bene. E poi?
E poi Tom Paradise, Tommaso Paradiso. Ok, grazie per aver giocato con noi. Buona fortuna. Ciao Andrea. Ciao Grazie, a ciao. tutti. Ciao, Andrea. Ciao. Torneremo a giocare, a rispondere al telefono subito dopo la prossima canzone. Ci scateniamo un po' perché arriva, sono professionale però con le righe di terza, sì. La voce di Valentina Branca con Maschio di Annalisa per voi. Faccio il diavolo per te, vado al massimo per te, io mi illumino per te, anche quando non mi baci per orgoglio, posso farlo io per te, vado in terapia per te, scaglio io la prima pietra, mi rovino la carriera, presa da una furia cieca, per calmarmi sto svuotando il portafoglio, io mi indebito per te, ma te lo giuro su Maria. L'amore c'è che una teoria, non parli mai di gelosia, ma io lo so, anche un maschio a volte piange. Se fossi nella tua camicia o anche più giù, mi diresti pervertita o peggio fai tu, ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù, come hai fatto con le altre. Se fossi un maschio io mi venderei per tutto, per zero, mi venderei per finta e davvero, io mi venderei solo col pensiero, solo per lei, solo per lei. Che succede la notte? Ma che succede la notte? L'orologio si mette a correre come me nella bufera, per seguire una chimera, invertire da e te, fare a botte anche se non c'è bisogno, spacco il tavolo per te, ma te lo giuro su Maria, l'amore c'è che una teoria, non parli mai di gelosia, ma io lo so, anche un maschio a volte piange. Se fossi nella tua camicia o anche più giù, mi diresti pervertita o peggio fai tu, ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù, come hai fatto con le altre. Se fossi un maschio io mi venderei per tutto, per zero, io mi venderei per finta e davvero, io mi venderei solo col pensiero, solo per lei, solo per lei. Che succede la notte? Ma che succede la notte? Ma te lo giuro su Maria, l'amore c'è che una teoria, non parli mai di gelosia, ma io lo so, anche un maschio a volte piange. Se fossi nella tua camicia o anche più giù, mi diresti pervertita o peggio fai tu, ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù, come hai fatto con le altre. Se fossi un maschio io mi venderei per tutto, per zero, mi venderei per finta e davvero, io mi venderei solo col pensiero, solo per lei, solo per lei. Spettacolo puro con la nostra Valentina e il nostro Roberto alla chitarra. Mi piace molto il riff che ha inventato su questo brano. Se lo becca Annalisa ce lo copia a manetta. Quindi bravi. Vediamo un po' se c'è qualcuno che ha voglia di telefonare, provare a indovinare. Ricordiamo il numero di telefono. Dov'è la penna? Eccola qua la penna. Sì, abbiamo subito una telefonata. Pronto? Ok, regia, andiamo in onda. Vediamo subito. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Allora, sono Ciro, volevo fare gli auguri. Ciro, il nostro Ciro da Luserna. Ciao Ciro. Allora, volevo fare gli auguri a Valentina per il suo compleanno. Ciao Ciro, grazie. Ciao. Sei stata bravissima come sempre per Annalisa, quindi sai che io adoro Annalisa. Ti piace Annalisa, ti piace. Tanta roba. A chi è che non piace Annalisa? Dai, forza Ciro, gioca con noi per vincere la Mystery Box. Terza posizione, secondo Ciro?
Patti Bravo. Bravo, ok. Bravo, Gino. terzo posto. Patti, seconda. Secondo Malika Young. Chi? Young. Chi? Scusa. No. E il primo posto. Aspetta, no, Ciro, non ho capito bene la seconda posizione. Scusa. Adesso Vasco Malika Yan. Rossi ha detto. Malika Yane. Ok, e la prima? La Brancale. La Brancale, grazie per aver giocato con noi. Prego. Sabato sera scopriremo se hai vinto o no la nostra Super Mystery Box. Ciao, grazie Tanti Ciro. auguri ancora. Ciao, Ciao. ciao. Secondo me ha detto Vasco Rossi. Per un attimo ero convinto di essermi dimenticato di un cantante. Ho detto, ma chi è? Andiamo ancora a rispondere al telefono una volta. Pronto, chi sei, da dove? Ciao Enrico, ciao Valentina, auguroni di buon compleanno. Buonasera Roberto, sono Maria da Torino. Sempre Maria da Torino. Sono sempre me. Sì, Vai. dimmi. E allora spara. Dunque, terza posizione Michele Bravi. Aspetta che devo ancora segnare il numero. Sì, 2. tranquillo. Allora, terza posizione il Monsieur Bravi. E poi, Bravi. secondo, Poi seconda Brancale, la Brancale, tutti con la la B. Serena Brancale, sì. E- E in prima posizione invece mettiamo Tommaso Paradiso. Ok, grazie per aver giocato con noi. Ciao, grazie. Grazie a voi, buona serata. Maria. Ciao, un abbraccio. Ciao Valentina. Ciao, buonasera. La cosa bella, come ho detto ieri sera, è che uno può partecipare questa settimana anche più di una volta. Certo. Nel senso, io posso dire una classifica lunedì, una martedì, una mercoledì, però devi essere bravo a prendere la linea. E allora, sono le 20:31. Regia, io direi in questo momento di andare ancora una volta a rispondere al telefono. Dai, l'ultima. Pronto, chi sei, da dove? Ciao Enrico, Beppe da Torino. Ciao Beppe da Torino. E allora, qual è la classifica secondo Beppe da Torino? Aspetta che devo solo segnarmi il numero, Innanzitutto Auguri, esatto. Grazie, auguri Beppe, Valentina. grazie Prego, mille. anche Roberto, prego. Ciao, Allora, grazie. al terzo posto Fedez e Masini. Terzo Fedez e al secondo Tommaso Paradiso. Io sembra che prendo l'ordinazione della mangiare in pizzeria. E al primo Serena Brancale. la Brancale. Abbiamo anche della burrata fresca. Prosciutto e funghi. Grazie per aver giocato Prego, con auguri noi. ancora, grazie. Ciao. Ricordo il regolamento, così è chiaro a tutti. Diamo comunque precedenza a chi ha telefonato per prima, quindi in caso di parità di classifica, in caso di più vincitori, chi l'ha detto prima, chi ha indovinato prima, perché sennò giovedì e venerdì più o meno si capisce già. Poi ci sono sempre gli outsider, però le sorprese. E adesso ci fermiamo soltanto 3 minuti, poi torniamo in onda con una canzone bellissima di Ivan Graziani, Lugano, addio, ma dopo la pubblicità.
quassù in montagna combattuto, poi del mio mi domandavi, ed io pensavo a casa. Mio padre fermo sulla spiaggia, le reti al sole, i pescherecci in alto mare, conchiglie e stelle, le bestemmie e il suo dolore. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano, Dio, cantavi, mentre la mano mi tenevi. Addio cantavi, e non per falsa ingenuità, tu ci credevi. E adesso anch'io che sono qua, Marta, mio Dio, ti ricordo così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Che bella atmosfera che avete Wow. creato, ragazzi. Bravi, 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 ancora bravi. Vediamo un po' se c'è qualcuno al telefono che vuole giocare insieme a noi per vincere la nostra Mystery Box con tante cose belle dentro. E il numero è sempre lo stesso: 378 4080 506. Abbiamo subito una telefonata. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto, pronto, pronto. Ciao Enrico, sono Tiziano da Savigliano. Ciao Tiziano da Ciao. Savigliano. E Vediamo auguri un po'. Valentina. Grazie, Tiziano. Tiziano da Savigliano, segno il numero. Nel frattempo cosa fai nella vita, Tiziano? Sono un impiegato. Un impiegato, molto bene. E adesso andiamo a scoprire, secondo te, la classifica. Partendo dal terzo posto abbiamo Allora, terzo J-Ax. J-Ax, secondo posto Così, Sal da Vinci, Da Vinci. E invece, secondo te, chi vince il festival quest'anno? la Brancale. La Brancale è una delle più papabili. È gettonata. È gettonatissima. Grazie per aver giocato con noi. Un Grazie a abbraccio. voi. Ciao, Ciao. ciao, 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 ciao. ciao. Bene, vediamo. Abbiamo la Brancale, già ben due che Sì, l'hanno sì. detto. Poi Paradiso, Fedez Masini. Dai, ancora una telefonata. Pronto? Chi sei da dove? Oh, ciao Enrico, Luca da Ciao Con Daniela, ovviamente. Luca e Daniela da Ceva, nostri amici del Fans Club. Ragazzi, Ciao. Ciao Vale, ciao Roberto. Ragazzi, E sei pronto? Allora, noi siamo pronti, facciamo la classifica secondo il cuore, non secondo la testa. Ci sta. Terzo posto? Terzo posto Levante. Levante. Secondo posto? Fedez e Masini. Fedez e Masini. C'è qualcuno che suggerisce dietro. Chissà chi sarà. Chissà chi sarà. Ciao Daniela. Primo posto? E J-Ax. E J-Ax in primo. Addirittura. Wow. Bella, bella. Mi piace come classifica. Grazie per aver giocato con noi. A voi, buona serata. ciao ragazzi. Ciao. Ciao. E sabato sera vedrei, io sarò lì curiosissimo con tutte le loro schedine, chiamiamole così, vedere se c'è qualcuno che ce l'ha fatta, che ha indovinato, che si porta a casa la nostra Mystery Box. Adesso andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fino a qui. Regia, sei pronto? E allora vai.
vai con questa lunga carrellata di affetto. Eccoli qua, eccoli qui. Tanti auguri a Valentina Ponch di Volvera. Grazie Ponch, salutiamo tutti gli amici di Volvera, grazie di cuore. E tutti quelli che si chiamano Ponch. Sì, subito, certo. C'è sempre allegria con voi, grazie Dani. Ciao Grazie, Dani. grazie. Sono in tanti che vorrebbero giocare, ma non. Se dicono, poi non so bene di preciso. Se giocate, provate. Buonasera a tutti gli amici Casa Peretti. Un grande abbraccio con tanti auguri a Valentina. Grazie mille, grazie. Augurissimi, Vale. Firmatevi ragazzi, altrimenti non sappiamo chi siete. Ciao Enrico, saluto tutto lo staff di Casa Peretti e i tuoi ospiti da Andrea di Borgomanero. Stasera inizia Sanremo e noi cantiamo con voi in compagnia. E voilà. Grazie. Restate sempre con noi, Auguroni Valentino, un abbraccio a tutta Casa Peretti. Silvia da Motta Alciata con questa torta Che bella un po' a torta. destra, un po' a sinistra, un po' a destra, un po' a sinistra. Grazie, Brava Silvia. Grazie mille. Ti faccio tanti auguri, buon compleanno Valentina, domani compio gli anni. Mi cantate una canzone? Ciao Roberto, ciao Enrico da Elena. Auguri Elena, auguri un po' in Ciao, anticipo. Elena. Dai, va. Ci facciamo domani, no? Se domani è il tuo Facciamo domani, compleanno, grazie dai. mille. Ciao, mi farebbe piacere ascoltare Ridi Fiorello. Senza fretta, un saluto, un abbraccio a voi. Milena, guarda, senza fretta, se per te va bene te la faccio domani, perché è un brano che a me piace tantissimo. Grazie. Ciao Milena. Vai Roby, leggi il prossimo. Buonasera Tutto per te. Valentino, con tanti auguri di buon compleanno. Buonasera anche a Enrico e Roberto, grazie. Buonasera come sempre con affetto Stefania da Rondissone. Ciao Grazie. Stefania. Grazie Stefania, grazie mille. E poi abbiamo, dopo Stefania Rondissone, abbiamo tanti auguri Valentino, un saluto a tutti voi. Il nostro Fabio da Briccherasio non Grazie, poteva mancare Fabio, grazie mille. alla nostra grande festa per Valentina. Grazie Fabio. Valentina ed Enrico, il meglio del meglio. Un abbraccio da Anfosine Germano. The Grazie, best. ragazzi. Valentina Power. Power ricordiamo. e Enrico e Enrico basta. Carrisi. No, c'è Sfera e basta, voglio anche Enrico e basta, ok? Vai Vale, leggi il prossimo, leggo io. Vi rimando questa foto semplicemente per fare tantissimi auguri a Valentina. Mi sei entrata nel cuore. Un bacio a Roby e anche a te Enrico. Sonia, ciao Sonia. Ciao, grazie. Sonia. Grazie. Ieri ha provato a giocare anche Sonia, sai? Brava Sonia, grazie. Ha detto la sua classifica. Chi lo sa chi vincerà. Tanti auguri a te, tanti auguri Valentina, tanti auguri a te, tanti bacini. Marco da Intras, un saluto a Enrico e Roberto. Bacinini, mi piace tanto, grazie Marco. Potremmo Grazie fare una canzone. mille. Bacinini, a cuoricini questo. Vai, E qui questo non mi piace già, Vai. Vedo già delle scritte strane. leggi Roby. Ciao Valentina, auguri, più vicini ai 40 che ai 18, ma se si va ancora forte come prima, Matteo. Matteo. Io dico sempre solo una cosa, che l'età è soltanto un numero stupido. I miei 24 anni li porto ancora bene. Dipende so. cosa abbiamo dentro, quella è soltanto una data ed è ridicola. Buonasera Casa Peretti, fantastica Valentina, buon compleanno Laila con una... Mamma mia, un elicottero di rose. Wow, un flottio, un flottio di rose. Fiotti. Flottio. No, flottio. Come diceva Ciro. Fiotti. Esatto, il nostro amico Ciro che salutiamo. Buon compleanno Valentina Tiziano. Grazie Tiziano. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico, ciao Valentina, tantissimi auguri. Buon compleanno da parte di Michele e Gianni da Torino. Grazie ragazzi. Ciao Michela, ciao Gianni, ciao Torino. Grazie. Un abbraccio e un bacio. Ciao Enrico, ciao a tutti, siete fantastici. Un abbraccio grande Stefano, Gabriella e Milli. Ciao. Ciao ragazzi. Buonasera Casa Peretti, augurissimi di buon compleanno alla favolosa Valentina, Alessandra e Corrado. Grazie Alessandra e grazie Corrado, un bacio grande a voi. Grazie ragazzi, ma guarda quanto affetto stasera, quanto affetto. Vediamo se ci riconosci. Ieri sera i bimbi forse sì. Dopo il messaggio da Busca. Ciao carissimi, si deve riorganizzare una rimpatriata tutti insieme. Gli abitanti di Busca sono i buschesi, perché ieri sera è venuta questa domanda, come si chiamano gli abitanti di Busca, quindi sono i buschesi. Un abbraccio a tutti, Anna e Ludo e Umbe. Qui facevamo i rotoloni nella neve, quindi non ci sono, però io vedo in questa foto una cosa che a me è molto cara, a parte voi due sicuro. Dietro di lui, secondo me, c'è lo zainetto di Casa Peretti. Lo zainetto sì, di Rete sì. 7, quindi ci va un super applauso. Avete portato lo zainetto sulla neve. Bello, on the snow.
Tantissimi auguri a Valentina, The Voice, viva Casa Peiretti, Giovanni e Silvia da Alessandria. Grazie ragazzi, salutiamo anche tutta Alessandria. Wow, un abbraccio, un bacio a tutta Alessandria. Ciao Enrico, ciao Roberto, augurissimo a Valentina da un vero amico, un abbraccio forte, Amedeo. Grazie Amedeo, un saluto. Grazie mille. Grazie Amedeo. Vai Roby, tutto tuo. Auguri Valentina, ciao, buona serata a tutti. Idelma, Grande ciao Idelma. Idelma, Grazie. giocatrice di Bocce. Ormai lo sanno tutti. Ormai è diventata la giocatrice di bocce più famosa in Piemonte, la nostra Idelma. Ma vogliamo poi dei video che mandiamo in onda, sia chiaro, Idelma, mandaci dei video mentre giochi a bocce, qualcuno le faccia dei video ad Idelma, perché c'è mezzo Piemonte che vuole vedere Idelma all'opera. Tanti auguri Valentina, e per noi il festival lo vince la zia Marta. Ciao. Grazie ragazzi. Ciao. Quella è la regia. La regia di Rete 7. In diretta praticamente, perché se guardate bene negli schermi dietro, fai un giro indietro per favore regia, poi salutiamo. È proprio in diretta perché siamo vestiti così, quindi è presa, guardate che lavoro che hanno, schermi, inquadrature, grazie. E abbiamo i tecnici migliori di tutto il Piemonte. Chiedo a Alberto se mi manda questa foto, poi mi farebbe piacere averla. Ciao a tutti, auguri Valentina da mamma. Grazie mamma, grazie. Ciao Enrico, bravissimi, tantissimi auguri di buon compleanno a Valentina, chiunque tu sia, grazie. Grazie mille. Per gli auguri, grazie per questo messaggio. Se lo firmavi era più diretto. Vada. Ciao, volevo ascoltare Vasco con Dillo alla Luna. Ciao Valeriano. Ma la mettiamo in programma, questa Dillo alla Luna. Magari giovedì, se Papillon la sa. Vediamo, domani sera qui con me Serena, e quindi altra grande puntata. Ci aspetta una gran settimana, venerdì la zia Marta e poi Valentina, auguri Titti e Giovanni. Ciao. Grazie ragazzi, grazie mille. Ciao Titti, ciao Giovanni, grazie. Ciao ragazzi, bellissima serata, un caro augurio di buon compleanno a Valentina, un abbraccione a Anna, Renzo e Giacomo. Ciao Grazie, Anna. ragazzi. Ciao Renzo, ciao Giacomo. Un bacio grande a voi, grazie. Vai regia, dai, finiamoli perché poi chiudiamo in un modo sempre meravigliose serate in vostra compagnia. Tanti auguri di buon compleanno a Valentina, un abbraccio a Tiziana da Torino. Ciao Tiziana. Grazie Tiziana, grazie mille. Grazie Tiziana. Tanti auguri di cuore alla bravissima Valentina. Colgo l'occasione per fare gli auguri anche a mio figlio Luca, che domani compie 18 anni. Buona serata a tutti, Claudio da Dogliani. Auguri Luca! Auguri. Più o meno siamo coscritti, con 19 più o meno. Anno più, anno meno. L'ho detto, è solo un numero stupido. Lasciamo stare questo. Tantissimi auguri di buon compleanno alla grandissima Valentina, ad Angela e Franco da Rivalta. Ciao Angela. Grazie. Ciao Franco, ciao Rivalta, grazie per essere stati in nostra compagnia. Sono le 20:52. Che dire, super auguri alla nostra Valentina, con affetto da Armeno, Paola, Agnese e Mauri. Ciao Paola. Grazie. Ciao Agnese, Wow. ciao Mauri. Provate a giocare insieme a noi con questo giochino. Ciao Casaperetti. Allora, no, questi sono messaggi che non valgono, ragazzi. Se volete, No, grazie. ma Enrico, leggi bene. Ah, scusate, ritorno indietro. Dai, ma per non ho visto, chiedo scusa. Fermi tutti, torno indietro. Questo vale come? Questo vale tantissimo, l'ho capito dopo. Abbiate pazienza. Ciao Casaperetti. Allora, terza classificato Enrico, seconda Alessia, prima Valentina. Ciao sempre da Gianni da Torino. Ciao, purtroppo. Grande Gianni, la nostra classifica di Casa Peiretti. Io ho provato ad andare a Sanremo, a suonare a Sanremo, non mi hanno mai aperto. E quindi vabbè, queste vecchie. Possiamo è andare a più fare vecchia il di me. bagno. Ciao a tutti dallo zio Enzo, auguri Vali. Ciao zio Enzo. Ciao Enzino, ciao, grazie. E poi avevo solo letto i numeri perché ieri sono arrivati tanti messaggi con le classifiche, poi non li abbiamo mandati in onda. Vale soltanto la telefonata. Roberto, ho scoperto che un rio ci separa da essere parenti. Luca da Ceva, ho scritto. È vero. Questa mi sa che ci andrà un po' a capire. Io ci rinuncio proprio. L'abbiamo capita. Loro ridono, va bene, Sì, e sì. così non si è capito. Ma sì, però- perché Luca si chiama Lussorio di cognome e lui si chiama Lusso. Posso spegnere? Me ne vado, fate voi. No, Vedete, scherzo. abbiamo ancora una locandina da mandare in onda. Abbiamo una locandina importante però da mandare in onda. Vai regia, perché dobbiamo raccontare dove saranno i Braida a suonare. Regia, ce l'abbiamo la locandina. Ok, vediamo.
Vediamo, te l'ha sempre mandata la Valentina oggi pomeriggio. Nel frattempo la regia mi sta scrivendo un attimo. E allora ricordo che Casa Peretti va in onda tutte le sere dal vivo, dalle 20 alle 21. Ormai siamo vicini al 6° anno, un traguardo che mai avrei minimamente pensato in vita mia. Ma questo è merito di tutti gli amici che salgono su questo palco, di tutti gli amici che dall'altra parte decidono di accendere la TV e passare quest'ora insieme a noi, e questa è la locandina. Vogliamo invitare tutti voi, l'Orchestra Ibraida invita tutti voi a Gatteomare dal 25 al 29 maggio. Se volete passare questi 5 giorni insieme a noi, ci sarà un viaggio davvero meraviglioso, da domani anche sui social, quindi cercate la pagina ufficiale dell'Orchestra Ibraida oppure i nostri profili personali, dove ci saranno tutte le informazioni per poter prenotare e fare un bel viaggio insieme a noi. Ma che bella questa cosa! Ci siamo già stati a settembre ed è stato bellissimo, ma questa volta sarà ancora più bello. Quindi tutti a Gatteomare con l'Orchestra Ibraida. Sì, mi raccomando amici a casa. Sono le 20:54. Voglio chiudere questa puntata di Casa Peretti come consuetudine, quando c'è il nostro Roberto, farlo sfogare un po'. Quindi, sei pronto, Roby? Che è per di più una vostra richiesta, con Moonflower, Roberto Lusso. Bravissimissimo! Bravo, ancora bravo il nostro Roberto! E adesso non mi resta nient'altro che dirvi. Ci vediamo domani per una nuova puntata di Casa Peretti. E fino lì ci sarà qui con me Serena, giovedì Papillon, venerdì la zia Marta. Ringrazio Alberto in regia, ringrazio tutti voi all'ascolto. Domani torneremo a giocare e un grande abbraccio e un grande grazie alla chitarra di Roberto Lusso. Ciao a tutti, grazie. Buona serata. Ma questa sera fatemela abbracciare più forte di sempre, perché devo fare ancora i miei, stavolta personali. Prendo la rincorsa. Auguri a Valentina Branca. Auguri
auguri, buon compleanno, buon compleanno. Grazie Peiretti, grazie a voi. È stata una bellissima puntata, ci siamo divertiti tanto, speriamo di aver trasmesso le stesse emozioni. Domani giocheremo per la nostra mystery box. Molti mi dicono già, ma cosa c'è dentro? Non lo scoprirete mai. Se qualora il vincitore volesse fare poi un video nel mentre che la apre, noi lo manderemo in onda, ma può anche decidere di tenere la privacy. Esatto. Ma vi garantisco che ci sono tante cose carine. Insomma, volete provare a vincerla? Telefonate da domani. Grazie a tutti e continuate con i programmi di Rete 7. Ciao, grazie! Ciao, buona serata! Dal lunedì al venerdì su Rete 7 c'è Casa Peiretti che ti fa cantare, divertire, emozionare, un po' ballare. C'è sempre qualcuno in diretta per te, dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13. Dalle 20 alle